Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E noi siamo sempre qua e siamo come sempre pronti anche questa settimana per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Buongiorno, benvenuti da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Come va? Bene. Tutto bene. Sì, il tempo. A parte la stagione, insomma, in questi giorni. Alterniamo giorni a 40 gradi e giorni a 12 gradi. A 12 ma gradi. Questo, vabbè. Ma cosa vuoi che sia? Ma cosa vuoi che sia? E sai perché? Perché non ci sono più le stagioni come una volta. Una volta? Sì. Una volta c'erano veramente le stagioni. Adesso... Quando eravamo giovani, non come adesso con i 4 cappelloni che ci sono in giro. Guarda noi. La nuova moda è questa qua, ragazzi. Sì. Dai, allora. Donne buongustaie, sappiate che l'uomo pelato ha tutti i suoi vantaggi. Non fa rima, però insomma. Però sappiatelo che ci sono. Dai. Dai, allora, nuova puntata come sempre su Radio Viva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. E adesso subito i titoli, andiamo velocemente. Allora, il primo, Polesine bandiera blu. Hai cambiato l'intermezzo adesso? Sì, ho cambiato. Vabbè. E poi ancora giovani e oratori. Ermanno sportivo gentiluomo. E poi artigiani gli ultimi romantici. Che bel grafico che abbiamo. La vita per questo. Ultimo ma non ultimo come sempre, SOS Donna. Questo nuovo intermezzo che ha problemi di continenza, insomma. Quasi. Aiuta molto. Ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Allora siamo prontissimi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, Polesine bandiera blu. Allora, buona notizia per le nostre spiagge, buonissima, ecco, perché tutto il litorale da Chioggia fino, perlomeno in Veneto, fino a Barricata sono state ancora una volta insignite e conferito il riconoscimento di bandiera blu. Cosa vuol dire bandiera blu? Non è solo per le acque, nel senso che devi avere una serie, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, che anche l'anno scorso c'è stato appunto il riconoscimento di bandiera blu per le nostre spiagge. Devono avere una serie di criteri di qualità relativi ai parametri delle acque e di balneazione e del servizio offerto, quindi vuol dire che non solamente le acque sono sufficientemente pulite, ma ci sono anche i servizi, le strade, i bagnini e quant'altro tutto il resto, appunto, insomma, ecco, che fa parte. E questo ci fa piacere. Io ho intervistato il sindaco Franco Vitale, che naturalmente ha detto per la sesta volta siamo bandiera blu, e questo ci fa onore da una parte e ci sprona a migliorare sempre di più i servizi che abbiamo nelle nostre spiagge, e soprattutto il fatto che tanti turisti possono apprezzare i vari benefici e le varie peculiarità del nostro territorio, che non sono poche. Parlava anche il sindaco Vitale di Albarella, che ancora quest'anno sta avendo un buon successo. Hanno perso magari i turisti russi, forse per problemi contingenti in Russia, ma non solo, forse anche per un dirottamento da parte dei russi verso altre spiagge, perché i russi non se la sono ancora, se la sono legate il dito che c'è ancora l'embargo. Sono molto permalosi, virgola, e ha ragione. Ha ragione. Come dargli torto? Lo sarei anch'io permaloso. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. E quindi è un buon riconoscimento, una buona cosa. Se ci aggiungiamo che alla bandiera blu quest'anno c'è un grosso problema col ponte sul Brenta, che non c'entra niente, però sta portando via un sacco di turisti, specialmente turisti pendolari che venivano da Treviso, Padova eccetera, non si fermano più nelle nostre spiagge perché ci metti un'ora e mezza solo a fare 1 chilometro tra Brondolo e Sant'Anna, e viceversa tornare indietro, ma questa è un'altra storia. Ti faccio anche un'altra domanda: ma perché dopo 3 anni di lavori si sono accorti che c'è un pilone mal funzionante? Probabilmente non avevano mai controllata sta cosa. Chi ha chiamato a fare le analisi? Un ingegnere o cosa? Queste sono cose che ma questo era tanto per dare un po' di polemica, se no era troppo buono, che veramente come posto. Non hanno senso, insomma, ecco. Vabbè, dai, allora, esaurito il nostro primo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per continuare come sempre in Made in Polesine. E siamo rientrati e siamo così pronti per continuare la puntata di oggi, e adesso un altro titolo molto interessante: giovani e oratori. Questo rapporto. Allora, dai.
la mia generazione, penso anche la tua, siamo nati nell'oratorio, praticamente si finiva di mangiare verso dopo aver fatto scuola, verso le 2 e mezza si andava in oratorio, si andava a giocare fino alle più o meno alle 9, fin quando c'era buio si stava lì. È un po' una figura che si è persa, però ne parliamo perché ho avuto il piacere prima di tutto di conoscere Don Michele, che è il responsabile del Centro San Giusto che è una bella realtà da questa, decenni, diciamo, è una realtà importantissima, e da decenni ci sono centinaia di giovani e centinaia di generazioni che sono cresciute nell'oratorio di San Giusto, ed effettivamente si mantiene uguale, perché tantissimi giovani ho visto, anzi non me l'aspettavo, erano veramente decine, tutti belli, puliti, rigorosamente politicamente corretti, quindi questo mi fa piacere. E poi dopo ho avuto il piacere di intervistare Don Damiano Vianello, che è il parroco di Taglio di Po, ma non solo, è anche il presidente nazionale di Noi, e anche Noi è un'associazione naturalmente collegata alle parrocchie, però che ha come fondamento l'oratorio. Cos'è l'oratorio? L'oratorio è praticamente dove sono cresciuti tanti sportivi da una parte, mi viene in mente Rivera, mi viene in mente Totti, mi viene in mente Baggio, certo, ma sì. anche da noi tantissimi sportivi, gente che poi è diventato calciatore importante. Vigor Vovolenta stesso, pallavolista, è nato nell'oratorio di Taglio di Po. E quindi questa è l'importanza e poi anche la classe dirigente del dopoguerra effettivamente è nata dall'oratorio cattolica, eccetera eccetera. Cos'è che la nota dolente? Che purtroppo ce ne sono pochi di oratori, è vero, perché sì. Almeno così a occhio io vedo solo che c'è l'oratorio che funzionate perlomeno di San Giusto, appunto, che è, diciamo, la base anche di tutto il percorso salesiano di Don Bosco, eccetera, e forse Taglio di Po, però non mi sembra ci siano altri oratori attivi, quindi forse bisognerebbe c'è Adria, c'è qualcosa anche a dare, un sì, oratorio abbastanza funziona, sì, funzionante, ecco, sì, vabbè, sì. quindi, ecco, volevo solo sottolineare l'importanza degli oratori, e forse che sarebbe molto importante far ritornare i giovani nell'oratorio, al di là del politicamente corretto, al di là che se ce ne fossero di più, sicuramente non farebbero male, anche perché esatto, forse magari riferimento per i giovani, i giovani avrebbero più la possibilità di integrarsi, di interagire con altri giovani, non solamente attraverso i social, e probabilmente ne gioverebbe anche la salute. Comunque bravi in ogni caso ai Don di tutta Italia, di tutto il mondo, che riescono a mantenere questa tradizione. Bene, allora due argomenti positivi. Sì, oggi sono molto buono. Non è male, perché non succede molto spesso, insomma, sai che penso sono 5 buoni? Sì, vedo che gli argomenti di oggi sono veramente molto positivi, se vogliamo. La vedi l'aureola sopra? Sono diventato un bravo ometto. Si vede, da santificare, si vede poi da dietro. sì. Dai, brevissima pausa. Siamo ritornati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe. Vi ricordo come sempre la prima messa in onda giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche. E adesso parliamo di Armando Sportivo Gentiluomo, nostro amico Armando. Parliamo di Armando Marangon, campione mondiale di braccio di ferro, ma soprattutto parliamo attraverso Armando Marangon di tanti sportivi che nonostante non siamo proprio nel circuito sportivo per eccellenza nel Basso Polesine, però abbiamo delle eccellenze, una per tutta Marta Menegatti, ma però Armando Marangon, ci sono i giovani che Moregole eccetera, che sono stati campioni del mondo, mi sembra di judo, sì. o perlomeno con grossi meriti. Ci sono ragazzi, c'era proprio sul giornale ieri di un schettista, quelli che vanno con i pattini, che ha fatto medaglia d'oro, medaglia di bronzo, quindi è terra anche di grandi artisti. Citiamo uno per tutti, appunto Armando Marangon, perché sono andato a trovarlo nella palestra che lui diciamo è direttore, o perlomeno gestisce assieme ad altri, che è Eurobody. Tra l'altro in polemica col fatto che nonostante tutto non riescono ad aprire le palestre, ma questa è un'altra storia. Ma mi ha mostrato quanto è importante allenarsi per fare il campione del mondo di braccio di ferro. Non è solo una questione di essere forte come un bue. Infatti la finale che ha fatto, una delle finali, l'ha fatto con un polacco di 2,8 m da 196 kg, quello che sai che fanno le prove strong, che tirano su i sassi, ciò nonostante Ermanno, che insomma è una persona che peserà 80 kg, ha stravinto. È la tecnica, ci ha fatto vedere quanto allenamento bisogna fare, che attrezzature ci vogliono in particolare, e quindi
celebriamo appunto Armando, perché è giusto celebrarla, ma celebriamo il fatto che per diventare campioni del mondo ci vuole dall'altra parte una disciplina, una tenacia e un allenamento che non può essere improvvisato. Esatto, quindi bravi a tutti i nostri artisti, anche artisti, ma soprattutto sportivi che abbiamo nel Polesine. Mi faceva piacere anche ricordare il nostro amico che gioca a stecca, come si chiama? Odino Crepaldi, sì. Poi l'altro nostro amico che è campione di golf. Sì, adesso mi sfugge il nome. Anche a me, Sì, okay. Ci scusiamo che non ce lo ricordiamo, però sappiate che siete nei nostri cuori. Quindi sotto questo aspetto insomma ci difendiamo. Sì, ma poi dopo difendiamo. persone insospettabili, perché anche il nostro amico che è campione di golf, che ha vinto un sacco di premi anche in giro per l'Italia, e lui fa il pizzaiolo. Quindi sì. non mi ricordo. Dopo magari nel prossimo Olmes Trappella, bravo. Ecco. Ciao Olmes, Ciao. scusa, è colpa nostra. C'è stato un piccolo lapsus. Vabbè, dai, ecco, va bene. No, ho visto lui che c'era mumble. Stavo macinando perché io stavo parlando e lui stava mumbleando. Dai, va bene. Brevissima pausa, torniamo per continuare come sempre Made in Polesine. E siamo sempre noi, miei cari, quelli di Made in Polesine. Tutte le settimane siamo qua a raccontarvi un po' quello che succede nella nostra ben amata terra. Allora, parliamo di artigiani, gli ultimi romantici. Allora, gli artigiani. Che puntata oggi, però. Sì, gli artigiani ultimi romantici, mi riferisco in particolar modo per un personaggio che sono andato a conoscere nella vicina Sant'Anna, non è proprio sul nostro Polesine, però la moglie di Pila, per esempio, lui penso sia anche lui polesano, però abitano a Sant'Anna e abitano nella strada che va dalla Romea verso le foci dell'Adige. C'è un signore che fa ancora i lavori con la canna e io sono rimasto veramente stupito. Intanto si chiama Nello De Piccoli, detto Nino, che con gli strumenti del secolo scorso, addirittura c'è una macchina per cucire le scope che è del 1922, però ma fa tutto a mano e poi fa, sai, quelle tende con la saggina, no, con la canna a palustre. Ah sì, ne sì, fa sì, una alla volta. Allora, una pazienza enorme. Ma soprattutto vai dentro lì e fai un tuffo nel passato, ti sembra di entrare in un laboratorio artigiano perlomeno degli anni 50 e questo mi ha stupito da una parte, ripeto, l'ultimo romantico. Dopo vai da un qualsiasi altro artigiano, purtroppo per adeguarsi alle esigenze di mercato hanno macchine col controllo numerico, hanno dovuto spendere centinaia di milioni per adeguare le attrezzature e lui invece vive così. Vive come una volta. Addirittura il suo laboratorio è una casa in canna. Tra l'altro le case in canna non è che ce ne sia in tante, perlomeno qua da noi mi vengono in mente solamente a Scanoboa le famose case dei Pumiti, che tra l'altro non sono neanche più abitate, però le hanno abitate fino al 1970, anzi fino al 1980, e questo qua appunto Nello De Piccoli, Tonino. Allora, che dire, è veramente emozionante entrarci dentro, emozionante vederlo lavorare ed è emozionante capire quante cose sono cambiate. Poi faccio una riflessione ulteriore. Una volta un artigiano di questo tipo riusciva a campare bene lui, la sua famiglia, i suoi figli, li faceva studiare, magari comprava un paio di case, eccetera. In senso lato, una volta uno aveva una botteghina da 40 metri quadri di alimentari e aveva i figli che faceva studiare, 2 case al mare, una casa a Taglio di Po, qualche milioncino in banca, eccetera. Si viveva nel benessere, diciamo. Dov'è che abbiamo sbagliato? Cioè, nel senso che adesso se hai un'attività così devi chiudere a prescindere, perché non ce la fai starci dentro. No, è vero, insomma. Cioè, dov'è l'inghippo? Insomma, è una cosa che me lo chiedo spesso. È la partita IVA. Non lo so, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Cioè, se una volta chi aveva, io mi ricordo, nel mio paese, lo cito sempre, Taglio di Po, c'erano perlomeno una ventina di botteghe di alimentari. Sì. Comunque, vero no? Sicuramente è la tassazione che è estrema a questo punto, come negli ultimi anni, che ha rovinato un po' tutto quanto. Insomma, sì, al di là che dopo dei centri commerciali, di tutto quello che vuoi. Però bisognerebbe fare una riflessione di questo, cioè nel senso che se fino a poco tempo fa il commerciante e anche l'artigiano erano le persone di un ceto sociale
medio-alto, gente che stava bene. Adesso se vuoi trovare uno che sta soffrendo la crisi economica, devi trovare un artigiano o un commerciante, quindi da qualche parte bisogna capire. In ogni caso Nino è un grande, Nino De Piccoli di Sant'Anna, l'uomo delle canne palustri e della saggina, secondo me è uno che ha capito tutto. È rimasto lui ha bloccato la sua vita negli anni 50 e lui sta da Dio. Chi se ne frega della modernità. Bravo. E di tutto quello che riguarda diciamo la produzione, quella che può essere automatizzata così. Lui è rimasto proprio così. Bravo Nino. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Bene, questo, miei cari, è l'ultimo argomento che andiamo ad affrontare quest'oggi e parliamo di SOS Donna. Cos'è? Che cos'è? Allora, innanzitutto è lo sportello che è stato instaurato anche a livello provinciale, ma in particolar modo a Portoviro, tra l'altro attraverso anche un finanziamento di LNG Adriatica, che è l'azienda che gestisce il degassificatore, e ho avuto il piacere di intervistare sia Maria Laura Tessarin, che è assessore del comune di Portoviro, e Luciana Milani, che è la volontaria, che seguono appunto questo SOS Donna. Cosa vuol dire? Che molto spesso quando c'è in famiglia violenza, ma non solo violenza anche fisica, violenza psicologica e addirittura violenza sui minori, c'è la possibilità di interloquire con questo SOS aperto 24 ore su 24, dove c'è la possibilità di parlare con un assistente sociale, c'è la possibilità di parlare con un medico e quindi magari cercare di risolvere il problema. E quindi io trovo una cosa veramente importante. Quello che mi ha stupito sono i casi che in un anno, diceva appunto l'assessore Tessarin, ci sono stati esattamente 38 segnalazioni di persone che hanno subito, donne in particolare, che hanno subito violenza. E poi alla mia domanda, c'è un discorso etnico, nel senso che ci sono altre etnie, paesi che vengono da altri mondi, che magari hanno questo culto dell'uomo, superuomo che può piccare le donne. Ha detto no, purtroppo no, perché purtroppo è trasversale, colpisce tutte le etnie, tutti i ceti sociali, non è che ci sia un grado di cultura più basso che incide sul fatto che l'uomo diventa violento con la donna. Ci sono professionisti, addirittura avvocati, addirittura importanti persone di un certo livello alto, che in famiglia sono delle chiaviche, sono delle chiaviche. E poi soprattutto ci sono questi casi di violenza sui minori, che è una cosa che sembrerebbe impossibile nei nostri territori, però all'interno delle case e delle famiglie purtroppo succede di tutto e di più. Quindi ringraziamo innanzitutto i volontari e anche il comune di Portoviro, che hanno instaurato e messo su in piedi questa agenzia, questa possibilità di chiamare H24, e sperando che possano essere sempre meno persone che devono rivolgersi a questo sportello. Comunque bravi. Bella iniziativa. Bella iniziativa, sicuramente positiva. Sperando di non averne bisogno, però i casi ci sono. Il fatto che appunto i casi ci sono, siccome, come ripeto, ci sono da sempre, quindi il fatto che uno possa anche parlarne, magari possa venirne fuori, magari possa anche avere la possibilità di avere un legale o un medico che li possa anche seguire, è cosa buona e giusta. Quindi ripeto, complimenti. Bene, allora abbiamo così esaurito i nostri argomenti di oggi, ci risentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E siamo veramente in conclusione, siamo ai saluti finali, ma perché ridi? Perché no? Siccome stava ridendo durante 287 puntate. Sì. 287 puntate che dico cambia mouse. Il mouse l'abbiamo cambiato circa un annetto fa. Sì, un annetto fa, un anno luce fa. Funziona perfettamente. Vabbè, comunque sai che forse, anzi lo dico, forse dovremmo cambiare studio, e quindi vi diremo la prossima volta se abbiamo lo studio nuovo, esatto, perché sì, grosse novità in casa Diva. Ecco qua, va bene? Va bene. Allora con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo la prossima. Ha fatto i soldi. Ma abbiamo fatto i soldi. No, più tu di me. Non per rifacciare. Guarda, non so più dove metterli. Hai un posticino a casa? Sì, perché ce l'ho. Ce l'hai. Tu porta che io trovo un buco. Ho tutto pieno qua. Tu porta che io un buco lo trovo.
tutti bei catastati, però non mi stanno più adesso. No, ma tu se hai bisogno porta. Okay. Sei un amico. Dai, ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine e Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown come sempre 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.